giorni manifestazioni di stima e vi ringrazio tantissimo da parte delle persone, sia quando incontro per strada, sia diciamo con i vari mezzi telematici. I ringraziamenti sono per il lavoro che facciamo di informazione, vi ringrazio veramente tanto. Se volete sostenerci in maniera ancora più puntuale, vi ricordo che è molto importante per noi l'iscrizione al canale. Come potete vedere dalle immagini, basta cliccare sulla campanellina, ed è importante anche il like o l'unlike, quello di YouTube, perché fa alzare l'algoritmo e ci fa aumentare la penetrazione del nostro canale. Quindi vi ringrazio, ciao e buona continuazione di settimana. Il Veneto è col fiato sospeso, in attesa di conoscere se il Comitato Tecnico Scientifico, in seno al Ministero della Salute, lo destinerà alla zona cosiddetta arancione, scenario 3 di elevata gravità, oppure verde, scenario 2. Nella notte infatti il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha firmato l'atteso nuovo decreto che sarà valido fino al 5 dicembre prossimo. Il provvedimento suddivide l'Italia in 3 settori non confinanti in forza del tasso di crescita del contagio da coronavirus ed entrerà in vigore da domani, giovedì 5 novembre. Se 5 regioni sono certe di figurare nella zona rossa, scenario 4 il più grave, ovvero Lombardia, Piemonte, Alto Adige, Valle d'Aosta e Calabria, altre come Veneto ed Emilia-Romagna ancora oscillano tra verde e arancione. Questo perché, relativamente alla prima, il tasso di contagio sfiora il passaggio a restrizioni ulteriori, ma l'organizzazione sanitaria delle cure è ritenuta in grado di far fronte con efficacia all'avanzata del Covid. Non è escluso che il governo proceda a una differenziazione interna, con le province meno colpite in zona verde. Tuttavia, per l'intero paese valgono le disposizioni minime che si applicano alle regioni dentro quest'ultima. Non si potrà uscire di casa dalle ore 22 alle 5 del mattino se non per comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità. La didattica a distanza sarà estesa al 100% nelle scuole secondarie di secondo grado, laddove l'attività scolastica è prevista in presenza, ovvero alle primarie e alle medie inferiori. Sarà necessario l'uso della mascherina. Nei giorni festivi e prefestivi chiuderanno i centri commerciali. Se il Veneto, come pare probabile, sarà collocato nella zona arancione, oltre alle regole espresse in precedenza, sarà vietato spostarsi all'esterno del territorio comunale di residenza, salvo urgenti motivi di lavoro, salute, studio o necessità. I bar, i ristoranti, le gelaterie e le pasticcerie saranno chiuse anche di giorno. Finora la serrata scattava alle ore 18, potendo lavorare solo attraverso consegna a domicilio oppure vendere per asporto fino alle ore 22. Nel decreto firmato durante la notte dal Premier Conte è confermata l'anticipazione che riguardava il trasporto pubblico. Vaporetti, motoscafi, autobus e tram avranno una capienza massima del 50%. La misura ha l'obiettivo di ridurre gli affollamenti nei mezzi e limitare dunque il rischio dei contagi. A Venezia ACTV sta studiando una riorganizzazione dei servizi di trasporto, ma già nei giorni scorsi, con l'entrata in vigore dell'orario invernale e il taglio delle corse serali del tram nei giorni feriali, sia lungo la linea Favaro-Venezia che quella Mestre-Marghera, l'azienda si avviava verso una mobilità ridotta. Da oggi saranno soppresse anche le corse integrative del mattino della linea 1 e 5.1 in partenza dal Lido e limitate a San Zaccaria e Fondamenta Nuove. Il volume dei passeggeri nei veicoli di trasporto pubblico è costantemente in calo a Venezia, dove i turisti sono ormai pochi e anche il numero dei lavoratori pendolari legati a questo settore è diminuito drasticamente. Con l'attivazione della didattica a distanza per un numero crescente di classi, anche il traffico relativo agli studenti sarà ridotto. È chiaro che bisognerà rimodulare il servizio, sostiene l'assessore alla mobilità Renato Boraso, anche se il problema principale resta l'ammontare delle risorse. Ma i mancati introiti provenienti dalla circolazione turistica non giustificano, secondo i residenti del capoluogo lagunare, alcune revisioni dell'orario ritenute inspiegabili.
In particolare, i cittadini di Cannarreggio lamentano la conferma dell'esclusione della frequentatissima fermata di San Marcuola dal percorso della linea 2, una linea di per sé già limitata a Rialto nell'alta stagione e non più a San Zaccaria o Lido. Prime condanne per la truffa di OK Auto e la fantomatica concessionaria con sede a Ridotto Madonna, che nell'autunno 2018 era stata scoperta mentre intascava gli acconti dei potenziali clienti da tutta Italia, per poi fuggire con centinaia di migliaia di euro e sgomberare i locali alla chetichella. Sono infatti giunti a conclusione i processi con rito abbreviato chiesti da una parte degli imputati. 3 sono le condanne. Il giudice per le indagini preliminari, Andrea Battistuzzi, ha comminato a Salvatore Angelica 2 anni, a Marco Bortoluzzi 1 anno e 10 mesi, a Mario Zanchetta 3 anni e 8 mesi. Assolta con formula piena invece Ilda Pignataro, che era uscita dalla società prima delle operazioni contestate. Battistuzzi non ha riconosciuto il reato di associazione per delinquere, ritenendo invece fondata la truffa. Per altri 13 imputati, tra cui il cavarzerano Antonio Ferrari, considerato il cardine dell'iniziativa criminosa, e il chioggiotto Alessandro Vicentini, che non hanno scelto il rito abbreviato, il quale comporta l'ammissione di responsabilità, è in corso il processo al Tribunale di Venezia. La prossima udienza è fissata al febbraio 2021. Davide, senti, ma questa della birra all'acqua di mare, questa proprio mi deve far capire, perché veramente non ho parole. Certo Andrea, qui abbiamo una Gose di Birra Nova, un birrificio pugliese di Bari. Loro hanno ripreso uno stile della Germania dell'Est, appunto come dicevo lo stile Gose, aggiungendo il 10% di acqua di mare dell'Adriatico, depurata e resa alimentare. È uno stile un po' particolare perché ha questo retrogusto sapido da marino, ma si sposa benissimo con il pesce, 100%. I contagi che falcidiano anche il calendario del campionato di Serie D stanno fortunatamente risparmiando l'Union Clodiense, che oggi pomeriggio dalle 14:30 scenderà in campo allo stadio Ballarin per affrontare a porte chiuse l'Arzignano Valchiampo, squadrone retrocesso dalla Serie C e rinforzato in sede di mercato, ma che non è partito con il piede giusto nelle prime giornate del torneo. Contro i Berici l'allenatore lagunare Antonio Andreucci dovrà fare a meno dello squalificato Stalla e del sicuro infortunato Ballarin, ma potrebbe dover rinunciare in extremis anche a qualche altro elemento uscito malconcio dalla partita di domenica scorsa a Belluno. Sotto attenzione sono soprattutto Diuric e Porcino, mentre Ferretti è dato sulla strada del recupero. Il tecnico gialloblu Manuel Spinale, confermato nonostante i risultati negativi, dispone di un organico di prim'ordine. All'ossatura che ha sfiorato la salvezza in Serie C, svanita soltanto ai play-out, ha inserito l'ex Frosinone San Marco, l'ex centravanti di Campodarsego e Feltre Calì, che Andreucci conosce bene, l'esperto Altinier, con numerosi trascorsi nelle serie superiori, il forte difensore croato Molnar, il portierone Enzo, il ritorno del folletto Valenti. L'incontro sarà arbitrato da Pietro Campazzo della sezione AIA di Genova e trasmesso in diretta streaming dalla pagina Facebook ufficiale della società Chioggiota.
Nonostante la situazione difficile, la scuola paritaria Paolo VI organizza per sabato 7 novembre l'ormai tradizionale Open Day, una giornata nella quale docenti e dirigenti scolastici illustreranno gli spazi e l'offerta didattica ai potenziali nuovi allievi e alle loro famiglie, chiamati a preiscriverli entro gennaio. Per l'occasione, l'evento sarà organizzato solo su appuntamento. Sabato mattina dalle ore 9 sarà la volta della scuola primaria. Lo stesso giorno, ma dalle ore 15, la presentazione della scuola secondaria di primo grado. Il motto scelto per l'iniziativa deriva da una massima di Sant'Agostino: nutre la mente soltanto ciò che la rallegra. Nel sito dell'istituto sono presenti i link per prenotare le 2 rispettive visite guidate.